Se mi avessero detto che da casa, affacciandomi alla finestra, potevo scorgere una delle vette più selvagge del Friuli Venezia Giulia, avrei sorriso, ma mi sbagliavo perché partendo da Udine in poco più di 30 minuti si raggiunge l'attacco di un sentiero che è a dir poco magico. Buongiorno squadra, allora svegliati prestissimo e sono le ore? 10:30. Perché ci siamo fermati da Rizzo a mangiare la brioche, era praticamente impossibile non farlo e ce la siamo presi con calma, però insomma le giornate adesso sono lunghe e siamo sul sentiero 729 per raggiungere la cima del monte Cicu Cicu. Aspetta che vedo. È difficilissimo, non è scritto neanche lì, se non ci riesce Cristina... No. Ci troviamo nella felice e ridente Cesaris e parcheggiamo la macchina praticamente in bocca al sentiero. A dividerci dalla vetta ci sono circa 1250 metri di dislivello, di cui 600 facili e 600 no, più gli ultimi 50 che però ve li spieghiamo alla fine. Ci si addentra da subito in un bel bosco rigoglioso e verdeggiante, ci vorranno circa 2 ore per raggiungere la zona aperta e panoramica. Abbiamo fatto più o meno 350 metri di dislivello lungo un sentiero con una salita che oserei dire quasi piacevole, Sì, perché è un zig-zag. è un zig-zag dolce e non impegnativo, bello. Sappiamo però per certo che fra circa un 200 metri di dislivello inizierà invece una bella salita importante che tira su dei tornantini a zig-zag impegnativi, direi croccanti. Il tracciato è percorribile in tutte le stagioni, prestando però attenzione al periodo invernale, dove si potrebbe trovare neve e ghiaccio, che lo renderebbe molto tecnico ed impegnativo. Per quanto la prima parte sia facile, la seconda si complica trasformandosi in un terreno adatto, a parer nostro, ad escursionisti esperti. Superata Forcella Dolina si apre dinanzi a noi uno spettacolo incredibile. A est la catena dei Musi, maestosa e imponente, mentre a ovest si può scorgere l'alta via del Cai di Gemona. Il monte Posto Ucico è la cima più orientale di una catena montuosa che si affaccia sulla Verzonassa. Protagonisti di eccezione il Chiadin con i suoi 1818 metri e il Lavara alto 1906. La vetta non l'abbiamo raggiunta. Una volta superata Forcella Dolina il sentiero si fa più duro e impervio. Per quanto sia ben segnalato da bollini rossi, bisogna prestare attenzione a dove si mettono i piedi. Alcuni punti erbosi sono abbastanza ripidi e se il meteo non è favorevole diventano particolarmente scivolosi. Un tratto va affrontato aiutandosi con le mani, cosa da tenere in considerazione per chi è accompagnato dal fedele a 4 zampe. Ad un certo punto i giochi di nuvole hanno coperto totalmente l'ultimo tratto di sentiero, azzerando la visibilità. Raggiungere la vetta sarebbe stato inutile e pericoloso, quindi abbiamo deciso di accontentarci della bellissima anticima. Allora, doveva essere una delle cime più panoramiche in assoluto e in verità lo è, cioè a sinistra lo è e a destra no, e in certi momenti a sinistra non lo è neanche. È talmente panoramica che da qua si vedeva il mare, quindi Cristina aveva pensato di
portare un pesciolino. Eccola. Almeno non fa più la frutta. Bene, allora lo lasciamo qua, non lo lasciamo sulla cima perché arrivare sulla cima era un pelino pericoloso perché ci sono tante nuvole e non si vede bene, e quindi lo lasciamo sull'anticima, ma va benissimo lo stesso, Sì. sono pochi metri di distanza, ecco, non facciamo i mettiamolo pignoli. nell'ometto. Via, fatta. Uffa. Ecco. Ecco, sei contenta? Sì, sono contenta. Torniamo giù? Direi di sì. Si è aperto. Allora Ma rimaniamo su. Guarda, ma se ne stanno andando via le nuvole. No! Oh ragazzi, questo è in diretta, Neanche 2 minuti fa qua era totalmente bianco, non si vedeva assolutamente nulla. In 2 secondi, perché è stata veramente una roba, si è aperto tutto. Cioè è un regalo, ragazzi, è un regalo. Guardate che roba. La montagna è incredibile. Guardate che roba. Che spettacolo. Raccomandiamo a chi volesse affrontare questa vetta di non sottovalutarla. L'ultimo tratto non è per nulla banale, richiede un minimo di tecnica ed esperienza. Purtroppo la zona è, permettetemi l'espressione, impestata di zecche. Vivendo la montagna sappiamo che ci sono e ce ne facciamo una ragione, però devo dire che questa volta siamo rimasti sorpresi dalla quantità. Vi consigliamo quindi di valutare l'idea nel farlo o in autunno o in inverno, tenendo conto che non ci sia neve, di sprayarvi per venino e controllarvi al rientro. Cartina tabacco e dati tecnici, grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!